benvenuti al Punto qui a Telefriuli e benvenuto alla prima cittadina di Treppo Grande, Manuela Cerotti, che è al suo secondo mandato. Esatto, buongiorno a tutti e grazie Enzo per l'invito. Benvenuta. Allora, tempo pieno mi pare di no, però abbiamo un altro impegno che non è da poco, no? Sì, Diciamolo che mi fa piacere. Io lavoro in Caritas Diocesana Udine, mi occupo dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse e faccio il sindaco. Non a tempo pieno, ma di fatto a tempo pieno. Ma difatti mi pare che a tempo pieno di Cadillac. Esatto. Bene, allora parliamo un momentino di Treppo Grande, che è un comune che ha la sua importanza nel Collinare, poi ne parliamo. La situazione generale com'è? Allora, Treppo Grande è un paese che sta riscoprendo uno sviluppo, secondo me. Parto con un elemento positivo perché dopo anni, no, in cui abbiamo sentito che i piccoli comuni sono in difficoltà, e lo sono assolutamente, però io credo che noi abbiamo trovato una ricetta e un progetto per promuovere uno sviluppo sostenibile sul nostro territorio. Noi abbiamo una grande fortuna, che è che la ciclovia Alpe Adria FVG1 attraversa il comune di Treppo Grande per un lungo tratto e in piazza Vendoglio si interseca con l'Ipovia Valle del Cormor. Abbiamo quindi qualche anno fa pensato di investire, no, su questo elemento che c'è e che quindi va colto, e abbiamo costruito insieme con i cittadini, questo mi piace sempre dirlo, un progetto di sviluppo turistico. Quindi una grande partecipazione su questo in sostanza? Assolutamente, abbiamo fatto delle serate di incontro e di formazione anche per i cittadini che volessero aprire un'attività ricettiva. Abbiamo ricostruito il piano regolatore, che tra l'altro è un nuovo piano regolatore che approveremo a brevissimo, puntando sullo sviluppo turistico. Abbiamo fatto una serie di scelte strategiche come amministrazione, che possano andare a sostenere quella che poi però deve essere l'attività dei cittadini, no? Rispetto alle attività economiche che possono partire. E abbiamo anche acquisito il patrimonio comunale, una chiesa del 1200 che sta proprio in piazza Vendoglio e che affaccia sulla ciclovia Alpe Adria, che già ospita un infopoint turistico di livello sovracomunale. Il nostro obiettivo è di spostarlo proprio all'interno della navata centrale, dopo che avremo realizzato i lavori di consolidamento, insomma di completamento della chiesa. L'amministrazione regionale precedente aveva accolto questa opera strategica e siamo quindi beneficiari di 2 contributi per un ammontare di circa 900.000 euro. Adesso stiamo progettando e contiamo all'inizio del prossimo anno di poter affidare i lavori e poi di partire concretamente con realizzare quest'opera. Nelle adiacenze ci sarà un'area di sosta per cicloturisti attrezzata, quindi con un chiosco che poi daremo in gestione, un belvedere e una parte appunto di spazio con tavolini eccetera. Poi perché vengono si anche possano da oltre il fermare. confine, no? Mi pare. Ce n'è tantissimi, noi abbiamo decine di migliaia di persone, ma davvero, che ogni anno attraversano il nostro comune, che in questo momento scorrono, ma che stiamo cercando di fermare. Di intercettarli in sostanza. Esatto, anche perché l'obiettivo è che Treppo Grande, in particolare la piazza di Vendoglio, attraverso questo infopoint, che è già riconosciuto da Promoturismo, possa diventare una delle porte d'accesso allo sviluppo turistico collinare, no? Nel senso che noi vogliamo dirgli che cosa troverebbero se girassero a destra, quindi verso Colloredo, Fagagna e San Daniele, invece che a sinistra. E la comunità collinare ha colto questa opportunità, tant'è che l'Assemblea ha deliberato a sostegno di questo nostro progetto. Quindi naturalmente allora la situazione poi dei servizi sarà anche un po' come dire, ingentilita da questa offerta che in sostanza porta non solo ai cittadini, ma non solo i friulani, ma anche d'oltreconfine. Assolutamente. Ecco, poi ci sono però le risorse del personale che in qualche modo devono far fronte ai servizi veri, quelli che i cittadini ogni tanto chiedono. Adesso c'è questa anagrafe non nazionale, ma non credo che aiuterà molto perché nei paesi si è abituati un po' ad interfacciarsi, no? Con i comuni, eccetera. Com'è la situazione del personale, Sindaco? Grave, ormai da anni. Io sono al secondo mandato, come dicevamo, e nel corso di questi 7 anni e mezzo più volte il Comune di Treppo ha affrontato dei momenti di difficoltà. In questo momento però la difficoltà è molta per una serie di contingenze, ma anche perché manca un disegno regionale rispetto ai comuni. Io questo lo dico con chiarezza. I comuni hanno fatto presente più volte che c'è una carenza enorme di personale, siamo al 30% di ricambio rispetto al comparto, una carenza di segretari. I sindaci sono costretti insieme con gli assessori a fare da dirigenti, a fare da impiegati e non è il loro ruolo, perché o ci occupiamo di leggere le determine oppure ci occupiamo di fare i sindaci. In sostanza la Regione potrebbe, oltre a conferire delega, anche conferire del personale, che non sarebbe una cosa sbagliata.
Ci vuole un progetto di riforma degli enti locali, che però non può essere tornare alla pre-riforma Panuntin. No? Il tema è che se questa è la situazione bisogna trovare delle strategie affinché i territori possano aiutarsi fra di loro. Il vincolo delle UTI rispetto all'aggregazione era di fatto un vincolo alla solidarietà fra i comuni grandi e i comuni piccoli. Ed era l'unica strategia, secondo me, per evitare le fusioni, ma dare ai comuni una forma organizzativa che gli consentisse di sopravvivere. Tant'è che in Collinare, finalmente, per la seconda volta ce l'abbiamo fatta, abbiamo colto l'opportunità di rendere ente locale il consorzio di diritto privato, che era la comunità collinare storica degli ultimi 50 anni, e facendo tesoro dell'esperienza del consorzio, ma anche dell'UTI Collinare, abbiamo costituito, con norma appunto regionale richiesta dai sindaci nello specifico, la comunità collinare come ente locale. Quindi noi sul nostro territorio questo ente... Vi siete organizzati? Sì. Ecco, vi siete organizzati e comunque sarà sempre un problema anche di personale, non di convenzioni, di situazioni un po' che vanno costruite, non dico di giorno in giorno, ma di mese in mese sicuramente, perché c'è questo, no? Ecco, poi ci sono dei lavori anche oltre al progetto turistico, insomma, anche altre opere, altri lavori in corso, no? Sicuramente. Sì, noi abbiamo usato quest'ultimo anno per progettare. Adesso siamo alla fine di alcuni iter progettuali, alla partenza con altri, insomma contiamo di iniziare a brevissimo la sostituzione dei punti luce stradali con punti luce a LED nella frazione di Carvacco. Abbiamo 100.000 euro di contributo ministeriale, abbiamo già riqualificato molto nel corso degli anni. Più luce e meno spese, no? Esattamente, e funziona perché a bilancio la differenza si vede. Noi negli ultimi 6 anni abbiamo avuto un risparmio di circa 25-30.000 euro, che non è poco, sulla parte corrente di un bilancio. E possono essere sempre dirottate in altre questioni. Esattamente. No? Dovremo partire con una messa in sicurezza della viabilità, con asfaltature, realizzazione di DOS e nuova segnaletica stradale, questo con un contributo regionale. Abbiamo un altro contributo per la messa in sicurezza di via Coloredo e poi abbiamo il grande progetto della chiesa di cui vi parlavo e anche il progetto che è già esecutivo, quindi sarebbe cantierabile domani, della scuola primaria, quindi l'adeguamento sismico della scuola. Ecco, le tasse come sono lì a Treppo? Allora, le tasse sono aumentate di poco in questi 7 anni, però quest'anno abbiamo dovuto aumentare l'IMU, perché le spese aumentano, i servizi non abbiamo voluto abbatterli, quindi abbiamo raggiunto un buon grado secondo me di servizi al cittadino in questi anni, andando proprio ad implementare quella che è l'offerta. Noi ad esempio come comune gestiamo un doposcuola. Cioè, se i servizi ci sono, il cittadino capisce che le spese ci sono, quindi sono ben allocate, come si Esattamente. dice, no? Quindi insomma io credo che anche qui abbiamo fatto degli incontri per spiegare cosa stava succedendo, abbiamo spiegato il bilancio come facciamo ogni anno, abbiamo spiegato quelle che sono le strategie dell'amministrazione, dobbiamo però renderci conto che veramente i servizi costano sempre di più. Il personale, sì, quando si cerca almeno no, di sostituirlo, costa e quindi bisogna trovare delle strategie per rendere sostenibili quelli che sono i bilanci. Personale, segretario comunale a Scavalco? Sicuro. Il segretario comunale è una vice segretaria a Scavalco in convenzione col comune di Buia. Quindi anche lì noi abbiamo questa collaborazione storica col comune di Buia che ci ha consentito appunto di avere la garanzia di questa figura, ma come sappiamo il problema dei segretari è un problema pesantissimo, ce n'è pochissimi rispetto ai comuni, allora anche qui ci vuole una strategia chiara perché non si può continuare in questo modo anche ancora. Perché penuria il personale, la dirigenza non c'è dappertutto, mi riferisco ai segretari comunali, quindi i sindaci sono costretti a supplire a queste due carenze, no? Perché mi diceva prima fuori onda che c'è anche la questione delle posizioni organizzative che il sindaco deve in qualche modo farsi che io carico, ho assunto, no? ad esempio, più volte nella mia carriera di sindaco, adesso di nuovo, sia per quanto riguarda la ragioneria che per quanto riguarda la segreteria, ma lo si fa tra l'altro a gratis, ma lo si fa. Ma la questione è che non è questo il ruolo che siamo chiamati a svolgere e se passiamo il tempo, come dicevo, a leggere le determine, abbiamo meno tempo per programmare strategie di sviluppo, insomma, questo è un dato. Ecco, il Comune ha delle associazioni sicuramente, no? Che danno una mano, che in qualche modo suppliscono, perché il volontariato è una cosa che
È base fondamentale. Questo è fondamentale, sì. Sì, il volontariato è fondamentale, il nostro comune è ricchissimo di associazioni locali, che ringrazio, le più varie, nel senso che si occupano di sociale, di sport, di cultura, ad esempio l'Infopoint turistico in questo momento lo stiamo gestendo con la Proloco Gallerio di Vendoglio, che ringrazio, e quindi io dico sempre, se non ci fosse il volontariato e le associazioni, gli enti locali potrebbero fare molto meno di quello che fanno e il tessuto comunitario sarebbe molto più povero. Quindi io credo che uno dei compiti delle amministrazioni sia anche quello di supportare quelle che sono le iniziative delle associazioni del territorio, perché veramente riescono a dare quel valore in più alla vita su un determinato territorio. No? E ci entra un po' anche la partecipazione, che in questi momenti è una cosa che manca in qualche comune, ma cioè, lo vediamo tutti, insomma, c'è qualche carenza, quindi la partecipazione anche per capire i problemi che ci sono, e non dico condividere, ma quantomeno cercare di portare il mattone, come si dice. Ecco, un evento prossimo a Treppo, l'evento potrebbe essere anche a gennaio, non so. Venerdì sera, mamma mia, 20:30, Villa sì. Bellavittis, avremo una conferenza, io ritengo molto importante, sul tema della donna, stereotipi, linguaggi, pregiudizi. Insieme con il CUG dell'Università di Udine abbiamo organizzato la conferenza con la professoressa Filì e quindi all'interno del mese di novembre noi abbiamo realizzato una serie di eventi proprio per contrastare la violenza sulle donne, e fra spettacoli teatrali e concerti abbiamo dedicato una serata, che sarà quella di venerdì, alla riflessione. Quindi invito chi fosse interessato a venire, a portare magari anche i ragazzi e le ragazze che hanno bisogno di crescere con un concetto di rispetto che deve stare alla base, insomma, di quello che è il vivere sociale e comunitario. Quello che tutti dovrebbero fare, in sostanza. Bene, grazie a Emanuele Celotti, sindaco di Treppo Grande. Naturalmente sarà ospitato ancora quando avrà qualche problema o qualche evento o qualche notizia da darci. In ogni caso ci sentiremo e ci sentiremo alla prossima anche con voi. Alla prossima.